Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Quest'oggi dobbiamo aprire con una notizia che purtroppo ci rattrista perché abbiamo una nuova persona contagiata, anche se c'è da dire che la persona attualmente non ha nessun sintomo, anche la famiglia non presenta sintomi di nessun genere e quindi è una forma abbastanza lieve, ha avuto solo un po' di febbre, diciamo così, però adesso è verso la fase della guarigione, come anche l'altra persona che risulta positiva. Purtroppo il dato che dobbiamo scontare è che forse in questi giorni avremo un aumento dei casi in maniera notevole rispetto a quello che è stato il decorso giornaliero nel nostro comune. Questo lo si deve principalmente ad una situazione che attualmente è monitorata, è sotto controllo, non nel comune di Tervo di Po, che però potrà crearci qualche problema, però è una situazione che viene già gestita e controllata dagli organi competenti e quindi siamo fiduciosi che sia, come si può dire, una sorta di colpo di coda finale del virus nella sua lenta attenuazione. Quindi una situazione che teniamo monitorata e che giorno per giorno ci confrontiamo anche tra amministrazioni qua del Delta per riuscire a trovare una linea comune. E appunto perché non è il momento di abbassare la guardia, come tanti dicono è ora di uscire, non è il momento di abbassare la guardia perché può esserci un ritorno del virus e anche per evitare ulteriori complicazioni e per avere un monitoraggio più completo per quanto riguarda la situazione attuale. È stata iniziata questa mattina una serie nuova di tamponi da fare in via preventiva da effettuare presso la struttura, la casa di riposo Madonna del Vaiolo, sia agli ospiti che agli OS, in modo da blindare ulteriormente queste strutture ed evitare le problematiche che ci sono state in altre analoghe situazioni in giro per l'Italia. Ripeto, è una misura preventiva che è stata adottata per evitare che ci siano problemi futuri, quindi per analizzare e tirare una riga subito la situazione. Analoga attività era già stata fatta il 10 di aprile, che aveva dato riscontro completamente negativo in tutta la struttura. Adesso si sta ripetendo la stessa procedura in modo da fare un'ulteriore verifica che la situazione sia sotto controllo, come tutti quanti pensiamo, come tutti quanti ci auspichiamo. Quindi la situazione attualmente è in evoluzione, non dobbiamo abbassare la guardia, non dobbiamo sottovalutare quelle che sono state le problematiche o quelle che sono state le misure adottate, cerchiamo di rispettarle perché il virus comunque è ancora qua tra di noi, comunque è un virus che può sempre creare dei problemi, quindi cerchiamo di darci una regola e di portarla avanti in modo da non affrettare troppo le cose e non mettere in crisi quello che è un sistema che fino adesso ha retto. Quindi vi ringrazio tutti quanti per quello che state facendo. Ci vediamo domani per il nostro consueto aggiornamento sull'emergenza coronavirus. Grazie a tutti e buona giornata.